Se io non casto, si collassa. Devi stare sempre con l'orecchio fisso, vuol dire che stai... l'orecchio fisso. Questo vedi addirittura l'alba lumina che si sta piede. Allora, se io casto molto rimane più duro, però... No, se andando più a... Stringendo troppo sto. Poggia. Sicuro? Ah, è saltato il vento, sì. Ha saltato il vento molto. Caspita, di Bolina è venuto adesso. È cambiato il vento, ha mollato il vento, Giancarlo. Adesso io lo lasco, lo sto lasciando, fino a quando arrivo a avere quella cattiva testa. Adesso c'è l'orecchio, esatto, quando sventola la bambina. Un po' deve sventolare. Non poggiare troppo, non se non dopo un po', pigliamo un po' di vento. Cazzo, ma sta mollando tutto. Ha mollato. Ma dimmi. Proprio adesso che sta sul più bello, che stavamo andando di spi. Adesso è pieno. Quindi glielo sta, adesso sta camminando la barca. Non lo usare più un anno. No, guarda, un salto di vento di 100 gradi ha fatto. Guarda, siamo già di Bolina adesso, sta entrando Maestralino. Siamo a traversino, adesso guardalo un po'. Allora, andiamo al traverso, va. Sì. Se no non camminiamo. No, ma stiamo camminando bene adesso, stiamo camminando bene. Però adesso andando si regola, guarda, questa mattina. Senti questa scorta. Allora, devi lasciare, quando è piena non va bene. Cioè, stai installando quasi. Guarda, un altro salto di vento di nuovo in poppa piena, guarda. È perché sta cambiando. Devo tirare un po' adesso. Esatto. Bisogna sempre regolarla. Poi in andature così, la randa lo tutta tieni cazzata, sempre. è proprio... Sì, allora Ste, in realtà cosa succede? Che il braccio si tiene fisso e tu in funzione dell'orecchio lavori solo con la scotta di sottovento. Vedi, ha saltato di nuovo il vento, guarda, sta facendo dei salti continui. Attenzione, attenzione. Ecco. Adesso che rivengo la vela... Dopo un po' passena. Ma hai visto che ha fatto un salto terribile?